cerimonia di deposizione della corona, però dall'altra parte siamo in critico un po' da questa parte. Allora prendete posto leggermente e andiamo sotto. Ricordiamo davanti al nostro monumento ai nostri caduti, ma facciamo finta che qui siano scritti tutti i caduti delle guerre che hanno portato all'unità d'Italia, e le ricordo brevemente. Nel periodo moti e insurrezioni 1820-1844, 3 giornate di Avellino, insurrezione di Palermo, battaglia di Rieti, battaglia di Novara, fatti di Modena, spedizione dei Fratelli Bandiera, periodo della prima guerra d'indipendenza 1848-49, 5 giornate di Milano, battaglia di Goito, carica di Pastrengo, battaglia di Santa Lucia, rivolta di Napoli, rivolta di Vicenza, battaglia di Cortatone e Montanara, battaglia di Goito, battaglia di Custozza, resistenza di Messina, rotta di Mortara, sconfitta di Novara, 10 giornate di Brescia, rivolta e resa di Venezia, Repubblica Romana, periodo della seconda guerra d'indipendenza 1855-1859, battaglia sulla Cernaia, truppe italiane, Crimea, spedizione di Sapri, carica di Montebello, battaglia di Varese, presa di San Fermo, battaglia di Palestro, battaglia di Magenta, battaglie di Solferino e San Martino, periodo dell'impresa di Mille, 1860-1862, presa di Calatafimi, presa di Palermo, battaglia di Milazzo, conquista di Reggio Calabria, vittoria di Castelfidardo, battaglia del Volturno, assedio e presa di Gaeta, scontro sull'Aspromonte. Della terza guerra d'indipendenza 1866, battaglia di Custozza, battaglia navale di Lissa, vittoria di Bezzecca, periodo della presa di Roma 1867-1870, insurrezione a Roma, assalto di Monterotondo, scontro di Mentana, breccia di Porta Pia. Quarta guerra d'indipendenza o prima guerra mondiale 1915-18, dal 24 maggio 15 al 4 novembre 1918 e impresa di Fiume del 1920. Tutti attenti! Onori ai caduti per l'unità d'Italia. Stiamo sull'attenti.
Tutti, riposo! Ci sentiamo anche in dovere, dopo questa nostra ricorrenza, di ricordare le tante vittime del terremoto e del maremoto che ha colpito il Giappone. Un disastro in tutti i sensi. Se fosse stato in altri luoghi della terra sarebbe stato ancora più disastroso. Siamo uniti in questo momento a quello Stato, a quella nazione, e speriamo però con tanta fatica che possa risorgere da tutta quel disastro che li ha colpiti. Le cerimonie sono concluse. Su questo pennone sventolerà ora sempre la bandiera, verrà solo calata perché dovrà essere alzata nuovamente per qualche cerimonia, ma questo è il simbolo della presenza dell'Italia in questa piazza, e come in tanti paesi vediamo sempre le bandiere esposte, così sia anche un simbolo di fratellanza per noi, di unione e di ripensare, osservando la bandiera che sventola, a quelli che ci hanno preceduto, perché noi oggi potessimo celebrare queste manifestazioni. Un grazie a tutti e un arrivederci a quelli che potranno festeggiare i 200 anni. Grazie!